Ieri pomeriggio si è verificato un nuovo crollo sul ghiacciaio della Marmolada, dove si è aperto un crepaccio di 200 metri con una profondità che varia tra i 25 e i 35 metri. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 18 luglio 2022. La prima notizia del giorno riguarda ancora una volta la Marmolada, dove si è verificato un nuovo crollo e la creazione appunto di un nuovo crepaccio. 200 metri abbiamo detto di lunghezza, con i sentieri percorribili, leggiamo sul Gazzettino di oggi, sarebbe stata un'altra catastrofe. L'allarme dato dal gestore del rifugio a Pianfiacconi, si sentono degli scricchiolii, diceva, ha detto ieri pomeriggio. A Punta Rocca sfiorati nel frattempo i 10 gradi di temperatura, quindi temperature ancora altissime e di nuovo il ghiacciaio torna a muoversi, a creparsi, a crollare. Per la Marmolada poteva essere quindi un'altra catastrofe, un'altra strage, se i sentieri di quel versante non fossero ancora interdetti dal 31 luglio, quando nella strada per la vetta hanno perso la vita in 11 persone, travolti dal distacco di un seracco di roccia e ghiaccio. Le temperature, dicevo, altissime. Alle 5 del pomeriggio i gradi centigradi erano 9,6 a Punta Rocca, a quota 3250 metri sul livello del mare. A Amalga Ciapela 1475 metri sul livello del mare erano addirittura 21,8 gradi Celsius. A questo punto l'ipotesi di riapertura del versante nord del massiccio è rinviata a tempo indeterminato e le uniche attività sono quelle relative all'osservazione del ghiacciaio con le strumentazioni tecniche, laser e interferometro. Francesco Leardi, presidente del gruppo orientale dell'Accademico del CAI, del Club Alpino Italiano, dice: le mutazioni delle pareti sono accelerate dalle alterazioni climatiche. Leggiamo la notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi. Marmolada, nuovi crolli e scatta l'allerta, crepaccio di 200 metri. Il titolo sotto il sommario che dice: il cambiamento climatico sulle Dolomiti, il ghiacciaio ritorna a muoversi, un forte boato e dal rifugio parte l'allarme, è vicino alla voragine lasciata dal crollo del 3 luglio, oggi nuovi controlli dell'ARPA. In effetti nella foto pubblicata dai quotidiani del gruppo Gedi si vede la zona del crepaccio, del nuovo crepaccio, una linea diagonale e lì vicino a fianco la voragine lasciata dal crollo del 3 luglio. Ci sono poi altre foto della maxi fessurazione e delle attività di controllo. La zona resta interdetta agli escursionisti e ora anche il rifugio ai piedi del ghiacciaio è senza presidio. Un noto glaciologo, leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi, che chiede l'anonimato, ieri era sul Col di Lana e ha osservato col binocolo le creste della regina delle Dolomiti, della Marmolada. Mi pare si stiano evidenziando piccoli crepacci, ha detto, che prima non si vedevano. D'altra parte non c'è più neve a coprirli e il ghiacciaio è proprio spoglio. Insomma, questa è la situazione, queste le conseguenze del cambiamento climatico sulle Dolomiti. Ancora paura e preoccupazione per la Marmolada. Voltiamo pagina parlando in realtà ancora degli effetti del cambiamento climatico e quindi dell'emergenza incendi, un'estate rovente senza pioggia e con troppi incendi che scoppiano ovunque. Inizia così l'articolo sul Gazzettino di oggi: fiamme e botti sul Carso, a Bibbione focolai riattivati, incendio sui colli euganei. Quindi la mappa del pericolo incendi in Veneto, con aree di rischio molto alto tra il Veneto orientale, la Laguna, addirittura il Lido di Venezia e Pellestrina, ma anche Chioggia e l'area di Jesolo e San Donà. Tutto il litorale sostanzialmente veneto è a un livello di rischio molto alto, oppure come minimo alto, di incendi.
Ci sono poi aree a rischio medio sulla fascia pedemontana, medio-alto, e ancora zone a rischio molto alto tra la Lessinia, i colli Euganei e i colli Berici. C'è anche un dato relativo agli incendi che sono aumentati in tutta Europa e sono addirittura il triplo della media degli ultimi 16 anni. Insomma, la siccità e l'aumento, le temperature record registrate quest'estate producono naturalmente l'aumento del rischio di incendi. Ieri, allora, vediamo rapidamente gli eventi che si sono verificati a Bibione in provincia di Venezia dopo lo spaventoso incendio che venerdì ha distrutto 40 ettari di superficie, interessando anche una delle aree naturalistiche più belle del Veneto. Ieri sono ripresi gli interventi della protezione civile perché alcuni focolai si erano riattivate, fiamme anche nel Padovano dopo Rocca Pendice, Arquà e Cinto colpiti dalle fiamme favorite dalla siccità dei giorni scorsi. È toccato ieri al Parco delle Fiorine a Teolo, che è diventato teatro dell'ennesimo incendio sui colli Euganei. Ad andare in cenere un fronte di circa 300 metri, leggiamo sul Gazzettino, di sterpaglia, a pochi passi da un parcheggio che accoglie i mezzi dei gitanti domenicali. Il rogo sul Monte della Madonna quindi ha messo in fuga le persone che stavano trascorrendo la giornata al passo Fiorine. Altri incendi poi in Italia, a Firenze, sul Vesuvio, nel Salernitano. Tratti dell'autostrada Milano-Napoli e della Pontina sono stati chiusi per incendi che hanno colpito il Lazio. 15 le richieste di soccorso aereo ricevute dal centro operativo aereo unificato in tutta Italia, quindi dal Dipartimento della Protezione Civile che coordina i Canadair e gli elicotteri della flotta aerea dello Stato impegnata contro gli incendi boschivi. 5 richieste dal Lazio, 4 dalla Sicilia, 2 dalla Calabria, 2 dall'Abruzzo e una in Puglia e un'altra ancora in Sardegna. Questo per quanto riguarda il rischio incendio collegato alla forte siccità e all'aumento delle temperature. L'ultima notizia di oggi riguarda invece l'estate nera degli aerei. La troviamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Scali veneti, raffica di voli cancellati a Venezia e Treviso, code e proteste, quindi continuano le difficoltà, i problemi negli aeroporti del Veneto, ma non solo, negli aeroporti di tutta Italia e di tutta Europa. Tra partenze e arrivi oltre 50 collegamenti saltati, siamo in Veneto, 25 al Marco Polo, 14 al Canova, prenotazioni riprogrammate ma è caos. Compagnie low cost e addetti dei servizi a terra si sono fermati, i carichi di lavoro sono insostenibili, c'è appunto lo sciopero non solo però degli addetti dei servizi a terra e dei dipendenti delle compagnie low cost, sottoposti a stress incredibili, livelli di lavoro elevatissimi. Protestano, incrociano le braccia anche gli impiegati del settore sicurezza, adesione altissima allo sciopero. Adesso i sindacati tornano a chiedere risposte perché oltre ai disagi, le code, le proteste dei viaggiatori ci sono naturalmente anche le difficoltà, i rischi anche per la salute e la sicurezza per chi lavora all'interno degli aeroporti e chiaramente non vorrebbe lavorare in queste condizioni che a volte sono anche appunto di rischio. Così hanno detto nei giorni scorsi i sindacati. Leggiamo il commento della segretaria generale della Filt CGIL di Venezia, che dice: è stata una tempesta perfetta, tantissime sigle avevano programmato lo sciopero, non c'erano suddivisioni tra confederali e sindacati di base e c'era lo sciopero dei controlli di volo. Più impattante per i viaggiatori che numericamente sulle astensioni complessive, aziende come Save mettono in campo una task force di comandati. Pertanto l'unico modo per dare visibilità a una situazione insostenibile è creare disagi ai passeggeri e far cancellare i voli alle compagnie. In aeroporto si capisce, manca personale, i problemi sono quelli detti e ridetti in queste settimane di code infinite ai check-in, di bagagli spediti in giro per il mondo, low cost che non garantiscono l'orario e personale di terra stressato che non ce la fa più. Quindi insomma
livelli assolutamente insostenibili di lavoro. E c'è anche un articolo, naturalmente un racconto dal lato dei viaggiatori, rabbia e ansia al check-in. Se questa è la situazione, conviene restare a casa, in coda con i viaggiatori finiti nel bel mezzo di una tempesta perfetta, disagi a catena. Ma c'è anche chi la prende con filosofia, naturalmente, e dice: la vacanza è finita, possiamo tornare con calma. Il racconto parla anche degli operatori, dei lavoratori quindi in aeroporto, che dicono molti di noi sono stati precettati, quindi per nulla contenti di dover lavorare anche nella giornata di sciopero, ma naturalmente ci sono dei servizi minimi da garantire, quindi comunque un'adesione altissima a questo sciopero anche tra chi è stato precettato, almeno da un punto di vista di divisione. E poi c'è il punto di vista delle agenzie di viaggio, che dicono di stare lavorando il doppio per riprogrammare le partenze, sono sempre più impegnate quindi, ma fanno presente che chi prenota online non è protetto da eventuali cancellazioni. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Lunedì 18 luglio, io sono Jack Calcetto, torniamo a sentirci domani. A tutte e tutti voi una buona giornata.